sabato 27 agosto sarà veramente una bomba! Eleggeremo la Miss Topolini 2011 ed il tutto tra sfilate di Griff e stilisti di fama internazionale. Ospiti importantissimi. Il comico di Colorado Café Stefano Chiodaroli, comico ma anche grande attore. Una serata di gran gala che non possiamo proprio perdere. Anzi, scusate se vado di fretta, ma devo andare a prendere un super vestito per la serata. Non posso mica fare brutta figura. Oggi siamo insieme a Nicole, una delle 16 finaliste di Miss Topolini. Come va? Tutto bene, grazie. Contenta di essere arrivata in finale? Contentissima, anche perché non me l'aspettavo, sinceramente. Da Udine cosa ti ha spinta da venire fino a Trieste per partecipare al concorso? Beh, da tanti anni che comunque vi seguo e quest'anno è giunta l'occasione di partecipare e provare. Bene, iniziamo parlando un po' di te. Che cosa studi? Quanti anni hai? Faccio il liceo scientifico Marinelli di Udine, ho 17 anni e come diciamo sono nel cassetto mi piacerebbe diventare una modella. Perfetto. A scuola quest'anno com'è andata? Quali sono le tue materie preferite? Tutto bene, promossa e le mie materie preferite sono la storia e non tanto la matematica però. Ok. Nel tuo tempo libero invece cosa fai? Pratichi qualche sport? Sì, faccio palestra spesso per mantenermi in forma e nel tempo libero poi esco con le amiche, con loro. Che possiamo vedere qua? Vuoi già presentarcele? Sì, allora, lei è Elena, diciamo colei che ci ha fatto instaurare il rapporto anche con Angela e Deborah. Perfetto, salutiamo sia Angela che Deborah. E invece da quest'altra parte chi troviamo? Simone e mio fratello Michele e Deborah. Perfetto. Allora andiamo a conoscere i tuoi amici per scoprire qualcosa in più riguardo a te. Ci raccontava che tu sei il fulcro dell'amicizia, quindi come vi siete conosciute e come conosci anche le altre ragazze? Allora, con Nicole ci siamo conosciute alle elementari, che eravamo in classe insieme, e poi anche alle medie abbiamo frequentato la stessa scuola, solo in classi diverse, in quanto io dopo ho scelto come seconda lingua il tedesco e lei il francese, quindi classi diverse, però comunque siamo sempre uscite insieme i pomeriggi, le sere, sempre anche il weekend. Anche i nostri genitori hanno instaurato un buon rapporto di amicizia, quindi sì. E invece adesso che mi pare di capire tu frequenti un altro liceo, trovate il tempo per stare insieme, per trovarvi? Certo, spesso ci becchiamo anche comunque in centro studi in quanto la scuola sono attaccate e poi il weekend o alle feste o in giro in centro. Sempre insieme. Bello, quindi un'amicizia che ormai dura da anni. Cos'è che ti piace di Nicole in quanto amica, in quanto persona? Diciamo comunque ci vado molto d'accordo come carattere, abbiamo caratteri abbastanza simili, poi una persona comunque sempre molto allegra, sincera, e che dice comunque le cose che pensa, e ti sta sempre molto vicina, ti aiuta, e quindi si sa di poter sempre contare su di lei. Un'ottima amica, insomma. Bello avere persone così. E invece passiamo a un'altra di amica. Cosa ci racconti della vostra amicizia e qualche aggettivo per descrivere Nicole? Allora, lei è stato il fulcro e quindi io l'ho conosciuta tramite lei. Dove vi siete conosciute, oltre che tramite lei? Ci siamo conosciute alla festa dei suoi 18 anni. Tutta una cosa che vi lega, insomma, bello. No, a me sinceramente ha colpito tanto quando l'ho incontrata perché comunque loro erano già un gruppo e io comunque entrando di solito non sempre si è ben accetti, no? Cioè dipende. Esatto, è sempre un po' difficile entrare nelle amicizie già nate. E invece è stata proprio gentile, cioè abbiamo legato subito e quindi proprio a pelle, cioè è stato bello. Molto bello. E invece qui troviamo Deborah, quindi anche te nell'unione dell'amicizia. Cosa ci racconti riguardo a Nicole? È una ragazza molto energica e con lei si ride, si scherza pazzamente, però sa anche essere molto seria e comprensiva e quindi è una buona confidente e viceversa si confida anche, si apre con me, quindi apprezzo questo. Bene, tante belle cose stiamo scoprendo su Nicole. Per quanto riguarda invece la parte maschile, cosa ci raccontate? Come avete conosciuto Nicole? Diciamo che il destino ha voluto che ci incontrassimo più e più volte in modo assolutamente casuale, nel senso che 5 anni fa abbiamo fatto la comunione assieme, poi abbiamo fatto una gita scolastica assieme anche se non eravamo nella stessa scuola. E dove avete fatto la gita? A Forni di Sopra in montagna, una gara di sci nella quale lei ha vinto, io sono arrivato terzo, ma vabbè.
E poi Ma una gara mista di sci? sì, eravamo al corso base per principianti, quindi vabbè. E poi abbiamo scelto anche la stessa scuola, quindi siamo tutti e due al liceo, ma diciamo che non abbiamo mai avuto un rapporto proprio normale, cioè eravamo assieme, non è che ci calcolassimo più di tanto. Sì, ma esatto, conosciuto. Esatto, finché poi mi sono trasferito e sono andato ad abitare di fronte a lei e lì non è che avessimo potuto, cioè ci dovevamo salutare in qualche modo, parlare, quindi da quel giorno le nostre strade Da lì è nato. si sono incrociate e adesso c'è un bel rapporto tra di noi. Bello. Anche per te, chiaramente la classica domanda, un aggettivo per descrivere Nicole. Una ragazza molto perspicace, cioè capisce le situazioni al volo, ci sta bene con lei, è tranquilla, si può parlare, ti ascolta. E anche per te la domanda, sei contento che si sia iscritta a Miss Topolini? L'andrai a vedere alla finale? Certamente, è bellissima. Bene. Ora passiamo invece al tuo fratello. Tu sei il fratello maggiore, giusto? Maggiore di 3 anni. È difficile sopportarla? Dai, diciamo che lei è una persona come la tua, Elena, molto decisa, ed essendo anche molto decisa e anche in certe situazioni testarda, questo è una cosa molto buona in certe situazioni come per esempio Miss Topolini, che lei ha voluto iscriversi a tutti quanti i costi, anche se inizialmente era indecisa. Però a volte, in qualche volta, io e mia sorella, a volte con questa testardaggine andiamo un po' in conflitto. Bisogna portare un po' di pazienza, insomma. Bene. E qualche altro aneddoto particolare magari che vi lega come fratello e sorella? Insomma, dove hai potuto dire non potrei fare a meno di lei? Chiaramente ogni giorno lo diresti, chiaro, ovviamente. Però se dovessi dire magari qualcosa in più o magari farle semplicemente un in bocca al lupo per quanto riguarda il concorso? Beh, unisco le due cose raccontando questo, diciamo, almeno nei pochi concorsi che ha fatto, comunque Miss Topolini è stato quello più eccitante nella nostra famiglia. Infatti mia mamma era subito stragitata, anche mio papà erano tutti quanti eccitati. Io non essendo mai venuta a vederla sentivo sempre tutto quanto per telefono i racconti e c'era lei eccitatissima che parlava per dietro, mia mamma che cercava di organizzare tutto perfettamente. Io entravo anche se eravamo al telefono, cercavo bene di entrare, entravo molto bene nel clima, esatto. Bene, allora a tutti faccio il giro chiedendo un in bocca al lupo oppure un saluto per la finale per Nicole. Beh, vinca la migliore, ma siccome lei è la migliore, che vinca lei. Anch'io le auguro che possa vincere questo concorso perché so che comunque è molto importante per lei. Io incrocio le dita. In bocca al lupo, ci mette sempre il massimo, lei come in tutto, quindi beh. Perfetto, allora io vi ringrazio tutti e anche noi facciamo un in bocca al lupo a Nicole. Manca poco alla finale, ma noi ti vogliamo chiedere qualche ricordo legato al tuo casting, diciamo quando ti sei iscritta a Miss Topolini. Beh, sicuramente è stata un'esperienza unica, anche perché non mi aspettavo di essere così al centro dell'attenzione e ci siete proprio riusciti. E anche se è stato un po' difficile perché sono una persona molto timida, ci sono riuscita e sono contenta di essere fino qua. Riguardo appunto l'iscrizione dove ci sono molte cose da fare, come ad esempio la sfilata, l'intervista, le foto, c'è qualcosa che ti è piaciuto di più in modo particolare? Beh, sicuramente l'opportunità che mi avete dato poi per essere arrivata tra le 16 finaliste è il book fotografico, che sicuramente mi ha messo un po' in agitazione perché era la prima volta che mi accadeva, ma poi è andato liscio come l'olio e sono contenta perché è stata una bella esperienza. Bello e stimolante e interessante. Bene, e di quelle che si erano iscritte a Miss Topolini o di quelle che sono in finale, conosci già qualcuna? Beh sì, conosco qualcuna di vecchia data, anche perché abbiamo fatto altri concorsi insieme, come Valentina Corrubola, che ha solito. E Anche perché siccome non sei l'unica da Udine, magari è più facile che vi conosciate tra di voi. sì, quello sicuro. Però lei è l'unica con cui ho installato un vero rapporto di amicizia, forse. Bene, invece con le altre, diciamo, conoscendovi meno, insomma, è più difficile. Un pochino sì. Perfetto. Per quanto riguarda la finale, invece, hai già in mente qualcosa di particolare per stupire la giuria? Come ad esempio il vestito o magari una pettinatura particolare? Beh, sicuramente sto cercando di focalizzare l'attenzione su quello, sul vestito e sulla pettinatura, il trucco. E anche Le presentazioni importante. E anche magari con la sfilata cercherò di esercitarmi anche a casa. Allora a noi non resta che farti un grosso in bocca al lupo anche a te per quanto riguarda la finale e un saluto a tutti quanti. Grazie mille. Ciao Nicole.